Dopo le procedure di identificazione è stato portato dai carabinieri al carcere di Santa Bona Dino Petrov, 33 anni, un passato criminale alle spalle per armi, reati contro il patrimonio e droga. Su di lui pende l'accusa pesantissima di aver partecipato all'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Roma nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sullo sfondo forse un regolamento di conti con il patrigno del ragazzo. Il cugino 26enne di Petrov, Korum, è già stato arrestato dopo essersi presentato dai carabinieri di Frascati, rendendo la sua versione. Attualmente si cercano altri 2 uomini. Dino Petrov aveva fatto perdere le sue tracce immediatamente dopo la tragedia, ma è stato rintracciato a Treviso dopo 3 giorni di fuga. Si trovava nascosto da una zia in un appartamento di Borgomestre quando alle 2 di notte i militari hanno fatto irruzione sorprendendolo nel sonno. Petrov non ha opposto resistenza, non è ancora chiaro se l'uomo volesse scappare all'estero, anche approfittando dei contatti nella comunità dei Rom stanziali. La stessa zia residente in città potrebbe ora rischiare l'accusa di favoreggiamento. Ci sono dei zingari, sì, che abitano però in regola, da quello che so, anche sopra di me, ma dopodiché non so altro. Un'azione lampo che ha visto coordinarsi l'Arma di Frascati con il nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, guidato dal maggiore Giovanni Truglio, e gli uomini del 4° battaglione di Mestre. Sarà ora la Procura di Velletri, competente per il fatto di sangue, a coordinarsi con gli inquirenti trevigiani e fissare l'udienza di convalida del fermo. Dispiace che sia chiamata in ballo anche la nostra città, che ovviamente nulla ha a che fare con questo episodio, però insomma faccio i complimenti alle forze dell'ordine che hanno seguito le tracce del responsabile, risalendo addirittura alla nostra città con l'auspicio che appunto venga fatta giustizia.